parte con la prima tappa di Cavaillon Veronese, il tour primaverile dei Tesori Veronesi 2013, il periodo storico che viene analizzato e ripercorso attraverso questo primo ciclo è il territorio veronese dalla caduta dell'impero romano fino all'incirca all'anno 1000, quindi il cosiddetto Alto Medioevo. Anche in questa occasione ci sarà modo di ripercorrere e di ammirare le bellezze storico-monumentali e naturalistiche dei diversi quadranti della provincia di Verona, chiaramente riferiti al periodo oggetto di analisi. Per quanto riguarda il quadrante del Val d'Ogarda, qui a Cavaillon Veronese si potrà ammirare dal punto di vista storico-monumentale la Bastia di San Michele e il museo archeologico, e per quanto attiene la parte naturalistica i sentieri dei monti di queste zone. Ci sarà un percorso unico nello specifico che quindi mescolerà il meglio dello storico-monumentale con le bellezze naturalistiche. Chiaramente i Tesori Veronesi puntano a far conoscere ad un pubblico sempre più ampio possibile le bellezze e le caratteristiche, magari quelle meno conosciute, meno note alla cittadinanza, ai turisti e agli appassionati, ma non per questo meno importanti. Quindi la scelta delle tappe viene anche effettuata sulla base di questo criterio: i tesori meno conosciuti ma appunto degni di essere portati all'attenzione del pubblico e della gente, e in questo sta il forte successo che hanno registrato i tesori in queste edizioni, proprio per avere la forza di portare all'attenzione quello che magari solitamente viene ignorato dai circuiti più importanti del turismo. Cavaillon Veronese si trova in questa splendida posizione geografica, vicinissimo al lago di Garda, vicinissimo al Monte Baldo e alle più grandi vie di comunicazione dall'autostrada alla superstrada, quindi facilmente raggiungibile e in una posizione appunto geografica collinare e quindi splendida anche proprio da osservare, da vedere per chi viene dalla città. Cavaillon offre molte possibilità di visitazione dai sentieri naturalistici in questa splendido Monte San Michele, dove percorreremo il Sentiero della Salute, un sentiero che è stato più volte riqualificato e mantenuto proprio per renderlo visitabile a tante persone. Arriveremo poi alla sommità, dove c'è appunto la Bastia, dove ci sono i resti appunto di questa chiesa, i resti del villaggio storico di Cavaillon, completamente ristrutturati, e proprio oggi è la prima volta che facciamo questa visita, quindi è proprio una novità assoluta per tutti i visitatori. Cavaillon sicuramente si distingue per quanto riguarda anche il museo archeologico, un bellissimo museo gestito in modo esemplare e attira tantissime persone, tanti studenti per venire a visitare questi reperti archeologici ritrovati proprio sul territorio di Cavaillon, in particolare al laghetto di Canove, dove appunto c'è un villaggio palafitticolo, quindi abbiamo trovato tutti questi reperti che fanno parte appunto del museo. Oggi andremo a vedere il Monte San Michele, nelle prossimità di Cavaillon. Facciamo delle piccole tappe per valutare un po' quello che è la flora della zona, quindi i vari aspetti botanici, sia di specie autoctone sia di specie alloctone. Poi faremo anche dei brevi cenni su quello che è la formazione del territorio e alcune chicche che si possono vedere, ad esempio delle colate di calcite affioranti su delle rocce. Una cosa che si può notare molto bene facendo questo giro è che sulla cima di Monte San Michele ed anche in altri punti molto panoramici si possono vedere bene le conformazioni glaciali sia della Val d'Adige da un lato sia del lago di Garda da quell'altro, e perciò fare delle comparazioni tra quelle che sono le due formazioni. Ci troviamo a Cavaillon al sito della Bastia San Michele. Ci troviamo nella balza inferiore di questo sito archeologico, dove si sviluppa la parte dedicata al culto. Infatti è un complesso monastico dotato di una chiesa e di una serie di edifici in cui si sviluppava la vita appunto dei monaci. Il complesso ha una vita abbastanza lunga, si sviluppa attorno all'XI secolo e continua a crescere fino al XVI. Dalle visite pastorali sappiamo appunto
punto che tra XVI e XVII secolo è abitato solamente da un eremita, e in epoca napoleonica il sito viene dismesso e quindi abbandonato, in concomitanza probabilmente anche con la costruzione della chiesa parrocchiale più a basso. I lavori di indagini archeologiche sono iniziati dal 2003, non in modo continuativo, l'ultima campagna è stata fatta nel 2010 e attualmente sono in corso dei restauri per rendere il sito visitabile e fruibile. Sappiamo che la chiesa ha avuto almeno 3 grosse fasi e che doveva essere dotata di un campanile. Questo lo possiamo dire appunto perché durante le indagini sono emerse le fosse per le fornaci, insomma le fornaci per la fusione delle campane. Sono state rinvenute 2, per cui almeno due campanili e due campane. Nella giornata di oggi scenderemo attraverso il monte ripercorrendo i vecchi terrazzamenti, gli antichi terrazzamenti che costituivano il paese, passando nei tipici introi, cioè i viottoli stretti che passano tra le varie proprietà in mezzo ai muri. Sono 4 qui nel comune di Cavaillon Veronese. Scenderemo nella parte bassa del paese fino al museo, sotto la sede del municipio, dove ci verranno fatti conoscere i reperti presenti nella località Canove, e poi ci sposteremo fino alla Villa Romana, proprio in località Canove, anche lì descritta dagli archeologi con la loro perizia, con la loro conoscenza. Il paese di impostazione medievale nasce intorno al XIV-XV secolo, anche se poi ha un'espressione maggiore intorno al XVI, e cercheremo un po', percorrendolo, di scoprirlo in tutta la sua bellezza. Il paese di Cavaillon Veronese si affaccia sulla pianura del lago di Garda, nelle zone del Bardolino e dell'olio d'oliva. Ringrazio la provincia, in particolare l'assessore Marco Ambrosini, che ci ha proposto questa bellissima possibilità di far visitare il nostro territorio, e ringrazio tutti i partecipanti a questa edizione e invito tutti a ritornare a Cavaillon, perché a Cavaillon si sta bene, c'è aria pulita e c'è questo splendido paesaggio che si può visitare.